come termine probabilmente ultimo, che poi non è detto che sia proprio l'ultimo perché in realtà di tempo ce ne serve ancora, però diciamo secondo me è plausibile entro la fine di luglio. Per quanto riguarda il programma del centrodestra, è un programma che verrà messo a punto dai consiglieri regionali e gli assessori uscenti e le segreterie dei partiti del centrodestra, e questo a prescindere dal candidato, perché che il candidato sia della Lega, sia di Forza Italia, sia di Fratelli d'Italia, comunque c'è un programma di centrodestra che verrà messo a punto dalle parti politiche. Il candidato c'è tempo senz'altro fino a fine luglio per poterlo decidere, perché poi c'è agosto, si vota a metà, fine novembre, quindi il tempo per fare la campagna elettorale c'è abbondantemente, perché le liste si presentano appunto intorno a metà ottobre, quindi il tempo c'è. La riflessione politica che fa è corretta, cioè, secondo me anch'io credo che non prima di luglio arriveremo a una individuazione. Da un lato, voglio anche dire, lo so bene anche il collega Camani, che questo potrebbe anche essere diciamo normale, soprattutto dal punto di vista che per i tempi della politica è una cosa, ma il Consiglio regionale ha un assestamento da chiudere, ha alcuni disegni, tanti DDL che sono importanti, che devono entrare in aula e trovare a nostro avviso quindi c'è ancora spazio per l'operatività, e quindi questo può anche, insomma, deve tenere, almeno per come la penso io e come la pensiamo noi, insomma, noi dobbiamo essere concentrati a terminare bene al massimo la legislatura. E io credo che non abbiamo bisogno di aspettare luglio o il candidato di centrodestra per dire qual è la nostra idea di Veneto, qual è la nostra idea di società e di sanità veneta per migliorare il benessere dei nostri territori, la nostra proposta politica. E quindi io sono d'accordo con Manera, noi decideremo prima di luglio, perché noi non decidiamo sulla base di accordi romani, che pure c'entrano, non voglio fare quella che vive nella montagna del sapone.